Partita iniziata da 1 minuto e 40, risultato ancora di 0-0, una inattesa sfida playoff tra Vicenza e Reggina, in attesa soprattutto per i veneti che in questa parte di stagione stanno ottenendo risultati ben al di sopra delle aspettative. La partita di oggi contro i calabresi potrà chiarire quali sono le reali ambizioni della squadra di Maran. Per la Reggina invece un passaggio importante per entrare definitivamente tra le grandi di questo campionato. Cambia l'assetto tattico del Vicenza, schierato con un 3-4-1-2, Rossi tra i pali, Schiavi, Martinelli e Gianni, il reparto arretrato, Soligo, Morosini, Botta, Gavanzi a centrocampo, Misuraca dietro le due punte, Abbruscato e Cellini. La Regina di Azzori risponde con il 3-5-2, Puggioni in porta, Adesio, Cosenza e Acerbi 3 di difesa, Colombo, Castiglia, Rose, Tedesco e Rizzato a metà campo, Bonazzoli e Alessio Viola in avanti, arbitra Gaglione di Alessandri, assistenti De Pinto e Argento. A Vicenza c'è il sole ma fa ancora abbastanza freddo, temperatura attorno ai 6-7 gradi, terreno di gioco in buone condizioni, sugli spalti circa 8.000 spettatori, 300 i biglietti venduti ai sostenitori calabresi. Studio. La palla colpita male è finita. Scusami, Regina in vantaggio al primo minuto di recupero, la rete di Cosenza. D'accordo, nessuna rete invece qui a Bergamo. A Vicenza è finito il primo tempo con il risultato di Vicenza 0 Regina 1. Al 46esimo il vantaggio della Regina, un tocco da dentro l'area piccola di Cosenza, la parata del portiere del Vicenza Russo probabilmente al di là della linea di porta, l'arbitro senza nessuna esitazione ha convalidato. Ci sono state però le proteste del Vicenza e poi l'immediata reazione della squadra di casa con una grandissima occasione per Abbruscato, il diagonale da ottima posizione finito però sull'esterno della rete. Quindi ricordo il risultato del primo tempo: Vicenza 0 Regina 1, linea Portogruaro. Solo un minuto alla fine dei 3 minuti supplementari, il risultato è Vicenza 0 Regina 1. Quando conquista palla la Regina cerca di portarla più lontano possibile dalla sua porta e di mantenerne il possesso. Il Vicenza un po' stanco in questi ultimi minuti, fatica a chiudere gli avversari in difesa, a costruire pericoli per la difesa per il portiere avversario. Al 45esimo da segnalare l'espulsione per proteste dell'allenatore vicentino Rolando Maran. Mancano 30 secondi alla fine, il risultato è Vicenza 0 Regina 1, linea Portogruaro. Stacco di testa di Zavagno. Scusa forma, è finita Vicenza, Regina batte Vicenza 1-0.